10 vittime e ricoveri ancora in crescita. Il bilancio delle ultime 24 ore in Calabria sul fronte Covid. A Cosenza, ambulanze in fila davanti al pronto soccorso. Mentre un nuovo quantitativo di vaccino Pfizer è giunto oggi in Calabria, nei giorni festivi si è registrato un significativo calo di vaccinazioni. Polemiche a Vibo. La denuncia di un nostro telespettatore: sono obeso e non riesco a prenotare la mia dose di vaccino, la piattaforma non riconosce la patologia. Il sindaco scrive al commissario Longo: lo stop agli interventi chirurgici nell'ospedale di Castrovillari assesta il colpo di grazia alla sanità del Pollino. Manifestazione a Reggio e Vibo contro le misure restrittive. In piazza titolari di bar e ristoratori: non ce la facciamo più ad andare avanti così. Il Cosenza sconfitto in casa dalla Cremonese, si complica la corsa salvezza, la Regina ottiene un buon pari con il Cittadella. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in Calabria altri 10 decessi per Covid e aumentano anche i ricoveri. A Cosenza ambulanze in fila davanti al pronto soccorso. Sentiamo. Il Covid continua a mietere vittime. In Calabria altri 10 decessi nelle ultime 24 ore, 3 a Reggio Calabria, 3 a Cosenza, 2 a Crotone, 2 a Vibo Valentia. Le vittime da inizio della pandemia sono 864. Resta sostanzialmente stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi. Oggi sono 203, ma con un numero basso di tamponi processati, solo 1364 test in un giorno. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 73, Catanzaro 28, Crotone 59, nessuno a Vibo Valentia, Reggio Calabria 43. I ricoveri sono in crescita, con 10 nuovi ingressi, salgono a 439 ricoverati in area medica, scendono di 2 invece i ricoveri in terapia intensiva, oggi sono 37. Ed ecco la situazione registrata proprio oggi pomeriggio al pronto soccorso di Cosenza: ambulanze e automediche in fila, lunghi tempi d'attesa per i ricoveri nel rispetto dei rigidi protocolli che prevedono controlli e schede informative da effettuarsi prima dell'accesso nella struttura ospedaliera. Weekend pasquale caratterizzato da un rallentamento della campagna vaccinale. Oggi nuove forniture in Calabria, intanto situazione delicata negli ospedali calabresi. Non doveva andare così, la campagna vaccinale non avrebbe dovuto subire rallentamenti durante i giorni festivi. Invece il numero delle somministrazioni effettuate tra il sabato santo e il lunedì di Pasquetta è davvero deludente. Peggio di tutti hanno fatto l'Umbria, che domenica ha dichiarato la somministrazione di 14 dosi, e la Sardegna con 39. In Calabria l'asticella si è spostata di qualche migliaio di dosi in 3 giorni, contro le 7.000 quotidiane decantate dal generale Figliuolo, raggiungendo quota 297.000, il 72% delle disponibilità. Altro che 500.000 dosi al giorno, l'obiettivo di fine aprile sembra molto lontano. Intanto le dosi stanno arrivando in quantità maggiore. Questa mattina sono state consegnate all'ospedale di Cosenza 18.720 fiale di Pfizer, che serviranno per effettuare richiami e prime inoculazioni ancora su over 80 e soggetti fragili. Dalla piattaforma nazionale risulta che in regione sono state accantonate 115.356 dosi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. La campagna vaccinale va a rilento, il Covid invece viaggia a gonfie vele e la situazione negli ospedali calabresi è molto delicata. A Cosenza, dei 204 ricoveri in area medica, una trentina sono stati trasferiti presso nosocomi extraprovinciali, così come 7 degenti della terapia intensiva. Ci sono 15 pazienti che stazionano in pronto soccorso in attesa che il turnover faccia loro spazio. Si sta pensando di ampliare i reparti attivi a Cetraro e Rossano. Difficoltà anche per i ricoveri di pazienti affetti da altre patologie. Lo scrupoloso iter dell'Annunziata prevede un tampone all'ingresso e l'isolamento in stanza singola per 72 ore prima di un secondo tampone che dà il via libera all'effettiva ospedalizzazione. Ebbene, sono terminate le disponibilità di locali idonei all'isolamento e l'azienda deve studiare altre soluzioni per evitare di chiudere le porte ai pazienti. Ci sono più medici che vaccini, lo dice ai nostri microfoni uno dei medici in servizio al centro vaccinale di Via degli Stadi a Cosenza. Siamo all'interno del centro vaccinale di Via degli Stadi, in provincia di Cosenza. Questa è la situazione, una struttura pronta ad ospitare, nel rispetto di tutte le norme vigenti, un numero notevole di persone, eppure, come mostrano le immagini, è semivuota. Pochissime le persone in attesa e molte sedie vuote. Finché ci sono io abbiamo fatto 80 vaccini in mattinata.
In realtà ogni medico, visto che qui abbiamo visto tantissimi medici, potrebbe fare ogni 5 minuti un vaccino. Esatto. Però Abbiamo parecchi tempi d'attesa. come mai non Dipende ci sono? dal numero dei vaccini. Cioè, quindi mancano? Esatto, mancano i vaccini. Quindi ci sono dei punti morti, potrebbero vaccinarsi ancora tante più persone, però Tante più persone. Ogni medico può far vaccinare il triplo di quanto sta vaccinando adesso. Come sono presenti 5 medici di medicina generale a fare vaccinazioni, ognuno di questi medici che qui lavora per 5 ore è sostituito da un altro gruppo di 5 medici che fanno altre 5 ore, ognuno di questi medici potrebbe tranquillamente fare un vaccino ogni 5 minuti. 80 vaccini somministrati in una sola mattinata per 5 medici in turno. Ognuno di loro, pensate, avrebbe potuto somministrare una dose ogni 5 minuti. Questa struttura potrebbe vaccinare di fatto 600 persone al giorno e in 7 giorni sarebbero vaccinate 4.200 persone. La forza lavoro c'è. Vede quanta gente c'è? I medici ci sono, gli infermieri ci sono, gli amministrativi ci sono. Mancano i vaccini. I medici ci sono pronti, ma mancano ancora i vaccini, o meglio non sono abbastanza. Le oltre 18.000 dosi arrivate oggi all'Annunziata di Cosenza fanno però sperare in un cambio di rotta. Attiverà la terza linea vaccinale il centro dell'Ellis di Catanzaro, compreso nel presidio ospedaliero pugliese Ciaccio. Si procede con la vaccinazione dei fragili, in particolare dei pazienti oncologici, al centro vaccinazione dell'Ellis a Catanzaro, centro che fa riferimento al pugliese Ciaccio. Nei mesi scorsi qui sono state somministrate le fiale per come previsto, si sottolinea nei decreti del Ministero. L'idea è accelerare. Noi adesso stiamo gestendo 2 linee vaccinali, a breve partiremo con la terza linea vaccinale recuperando la tenda. Che nel frattempo è raddoppiata grazie sempre all'intervento della protezione civile. Il bilancio di questi mesi dice che qui si è lavorato alacremente. I numeri sono numeri importanti perché noi abbiamo vaccinato ormai più di 1.000 di soggetti oncologici e oncoematologici. Complessivamente con il punto vaccinale del Pugliese abbiamo vaccinato più di 13.000 persone. Quindi sono numeri di una certa sostanza ormai e sono numeri appunto, dicevo, destinati a crescere perché stiamo continuando a questa mobilitazione. La piattaforma per gli estremamente vulnerabili e gli elenchi forniti dai medici di base per gli over 80, così ci si è mossi a Crotone, ma nel fine settimana la carenza di dosi ha frenato le operazioni. La campagna vaccinale a Crotone non ha sfruttato la piattaforma per gli over 80. Si è scelto di muoversi con l'ausilio dei medici di medicina generale, riservando il sistema informatico ad una ristretta cerchia di persone da tutelare. Noi per quanto riguarda gli over 80 non abbiamo attivato la piattaforma, ma abbiamo seguito una strategia un po' diversa, cioè quella di, attraverso i medici di medicina generale, ai quali sono stati forniti gli elenchi degli over 80 dei propri assistiti, convocarli direttamente e per quanto riguarda invece la vaccinazione, la campagna vaccinazione sul territorio, abbiamo costituito dei team mobili che sono andati nei vari comuni dove hanno eseguito la vaccinazione agli over 80, quindi non abbiamo attivato piattaforma per gli over 80. La piattaforma è stata attivata per un unico punto vaccinale, che è quello presso la Croce Rossa Italiana, ma per gli estremamente vulnerabili. Dovremmo attivare a breve altri 2 punti vaccinali sulla piattaforma, uno localizzato a Ciromarina e l'altro localizzato a Mesoraca. Quello di Mesoraca è già funzionante, ma non su piattaforma, ed è stato utilizzato per la vaccinazione degli over 80 e per la vaccinazione del personale scolastico di tutti gli istituti del comprensorio, quindi dei comuni Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Roccabernarda e Santa Severina. Nel fine settimana pasquale, caratterizzato da un rallentamento delle operazioni su scala nazionale, il territorio ha tenuto una buona media. Noi abbiamo dovuto in questo fine settimana rallentare un po' perché non avevamo dosi sufficienti di vaccino da poter utilizzare per completare la campagna vaccinale di questi soggetti, per cui ci siamo dovuti un po' fermare, ma tenga conto che ieri abbiamo vaccinato circa 800 soggetti
quasi tutti over 80 e in parte anche estremamente vulnerabili. Adesso vi raccontiamo l'ennesima storia triste che riguarda la campagna vaccinale ai soggetti fragili. Vi facciamo ascoltare la richiesta di aiuto di un nostro telespettatore che non è riuscito a prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. Io innanzitutto sono un soggetto affetto da obesità grave, quindi ho questa patologia e da quando ho visto nel piano vaccinale nazionale che i soggetti obesi con indice BMI superiore a 35 rientravano tra quelli che avevano priorità nella vaccinazione, tra l'altro soggetti ad alto rischio, mi sono attivato per la prenotazione del vaccino. Però ovviamente sulla piattaforma, inserendo i miei dati, ricevo l'errore di soggetto non riconosciuto e quindi ho inviato delle mail, PEC ai vari indirizzi messi a disposizione dalla struttura commissariale in cui si potevano segnalare questi errori che dava la piattaforma. Ora c'è da dire una cosa, che in un primo momento l'obesità tra le patologie riconosciute, mentre è riconosciuta a livello nazionale, nella Regione Calabria nel primo piano vaccinale redatto non compariva. Quindi c'era questa anomalia. Inviando queste email all'indirizzo di riferimento piattaforma vaccini, si riceveva anche un messaggio in cui veniva segnalato che per errori di questo tipo, in cui i dati non erano riconosciuti, bisognava compilare un form, tra l'altro era un form gratuito di Google, in cui bisognava inserire i dati e il codice di esenzione. Ora, sia sul piano nazionale, questa patologia dell'obesità non ha un codice di esenzione, quindi anche lì nel comunicare la propria patologia c'era questo disguido nell'indicare un codice di esenzione che in realtà non è associato alla patologia. Ora, nell'ultimo piano vaccinale che è stato emanato il 30 aprile, comunicato il 2, poi in una nota ufficiale del commissario, finalmente anche l'obesità rientra tra le patologie ad alto rischio e nello stesso documento si viene invitati a vaccinarsi, perché comunque è una categoria per soggetti a rischio, però la cosa strana qual è? Che viene comunque data di nuovo la mail piattaforma vaccini a cui segnalare le problematiche, perché le problematiche sulla piattaforma almeno per me persistono, quindi mi dà comunque ancora errore, però impianto una mail, almeno fino a ieri, si riceveva comunque l'errore e quindi bisognava segnalare comunque alla form, quella di Google, i propri dati, ma nei propri dati viene chiesto un codice di esenzione che per la patologia è assente. Un soggetto come me, che è un soggetto a rischio, preoccupato, cosa deve fare in Calabria per poter prenotare il vaccino, che è un diritto? Io ho voluto inviare questo messaggio proprio perché per i soggetti, per le persone come me e per tante altre che sono nella mia stessa situazione, chiedo delle risposte, delle informazioni, cosa dobbiamo fare, perché il messaggio che voglio inviare è che per un soggetto ad alto rischio vaccinarsi oggi e non vaccinarsi domani, non vaccinarsi fra 10 giorni, potrebbe voler dire salvargli la vita. E a proposito di vaccini, vediamo qual è la situazione all'Ocri. Il Covid resta argomento principale e forse ancora per settimane accompagnerà i nostri ragionamenti e alimenterà gli incubi che inevitabilmente ci sono, ma talvolta la speranza viene alimentata da situazioni che scattano naturalmente. Ebbene, c'è un progetto che vede l'amministrazione comunale di Locri, noi siamo in collegamento qui da Locri, e la Croce Rossa italiana Locridea. Ebbene, la Croce Rossa è riuscita ad effettuare in questi giorni, nei primi giorni di aprile, una serie di vaccinazioni a domicilio nelle residenze di coloro che non si possono spostare dalle loro abitazioni. Il Comune di Locri ha sottoscritto quindi questo protocollo e ha sostenuto questo progetto, altre amministrazioni locali della zona lo faranno e questo è un buon segnale perché dà un forte contributo alla campagna vaccinale. I punti di vaccinazione sono stati realizzati, altri devono essere realizzati, ma è importante sapere che esiste anche questo elemento di supporto in più. Ascoltiamo in collegamento dal suo ufficio l'assessora Domenica Bumbaca del Comune di Locri che ha seguito proprio questa vicenda e la linea poi ritornerà a Cosenza.
L'amministrazione comunale di Locri ha aderito all'iniziativa della Croce Rossa Italiana in merito al servizio dei vaccini a domicilio. Lo si è fatto convinti che è necessario e importante aiutare i nostri cittadini, soprattutto le persone più fragili. Infatti si è appunto data la possibilità ai soggetti che non possono raggiungere il centro vaccinale di poter essere vaccinati a casa. Una prima tappa, ne seguiranno delle altre, con ovviamente anche la somministrazione della seconda dose. Un ringraziamento va alla Croce Rossa Italiana, sempre presente e vicino alle persone più fragili. E c'è il nuovo appello del leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli, che dice no alla riapertura delle scuole. Se si vuole scongiurare una nuova immane tragedia, occorre assolutamente scongiurare la riapertura delle scuole e sospendere immediatamente la somministrazione di AstraZeneca, come stiamo chiedendo da giorni oramai, per gli under 60. Cos'altro deve succedere? Migliaia di contagi, centinaia e centinaia di morti da una parte, e poi le vicende drammatiche, tragiche che vengono fuori ogni giorno relative alla somministrazione di questo farmaco AstraZeneca. E allora che ci si fermi, sino a quanto ancora sia in tempo per farlo, prima che sia troppo tardi. Le scuole non possono essere riaperte con un paese devastato completamente dalla pandemia e da questa letale, contagiosissima variante inglese che colpisce proprio i più piccoli, i bambini, i ragazzi. E noi riapriamo le scuole, e li mandiamo al massacro. E poi perché continuare a somministrare ancora questo AstraZeneca quando l'hanno sospeso? In Francia, in Germania, l'Olanda l'ha completamente cancellato. E allora evitiamo che ci siano nuove tragedie, che ci siano nuove morti. E c'è solo un modo per farlo, per questo mese di aprile, tenere le scuole ancora chiuse e sospendere questo farmaco AstraZeneca, almeno per gli under 60. Adesso l'appello del sindaco di Morano Calabro rivolto al commissario Guido Longo. Appello del sindaco di Morano De Bartolo affinché la sanità del Pollino non venga ulteriormente declassata. Dal 15 di aprile sarà decretato lo stop agli interventi chirurgici nell'ospedale di Castrovillari e allora il primo cittadino ha scritto al commissario Longo. Il fatto che dal 15 di questo mese non vengono più garantite le interventi chirurgici già programmati significa che veramente la sanità del Pollino è quasi al collasso. Se a questo ci aggiunge che poteva essere programmato, perché il problema di cui ho affrontato stamattina, anche in maniera un po' arrabbiata, e lo sono ancora, poteva essere affrontato prima, perché da novembre che ci sono i pensionamenti, che ci sono i trasferimenti, e che invece l'ospedale SPOC di Castrovillari non viene attenzionato né in termini di risorse economiche né in termini di risorse umane. Questo non è più accettabile, per questo ho chiesto anche ai miei colleghi di prendere posizione chiara. Non c'è una situazione diversa nemmeno nel Pollino, c'è il problema del processamento dei tamponi, c'è il problema che non decolla la campagna vaccinale. Per cui è chiaro che chi ha responsabilità in questo momento deve farsi sentire vicino ai territori e deve fare in modo che questi problemi vengano risolti, a partire dal fatto che un ospedale SPOC non può essere derubricato ad ambulatorio. La protesta dei ristoratori a Vibo in piazza e i tavoli apparecchiati chiedono di poter tornare a lavorare in sicurezza. In piazza Vibo i ristoratori e i titolari di bar e molti commercianti dinanzi alla prefettura e il palazzo del governo locale denunciano i disagi provocati dalle misure restrittive per le loro attività e ne chiedono la revoca. Il rischio concreto è la chiusura. Basta a vessare le nostre categorie perché non ce la facciamo più, abbiamo chiuso, abbiamo seguito tutte le norme senza batter ciglio per il bene di tutti, perché anche noi abbiamo paura del Covid. Tuttavia oggi non possiamo più resistere. Siamo allo stremo totale, siamo con le chiavi pronte a consegnarli a qualche ente perché non riusciamo più ad andare avanti. È da un anno che gestiamo una situazione
abbiamo cercato di stringerci in tutti i modi, una situazione che a questo punto è inqualificabile, perché vedere sulle autostrade, nei supermercati, nei parchi e così via, assembramenti vari e poi chiudere solo i ristoranti e i bar, non ne trovo una convenienza. Sono esigenze di sopravvivenza, ormai sono arrivati al limite, non riescono più neanche praticamente a pagare la bolletta della luce, infatti molte dei locali ormai sono privi delle stesse utenze, quindi si è arrivato praticamente ad una situazione che era impensabile fino a poco tempo fa, in realtà ormai questa è la loro dura realtà. Abbiamo chiesto di iniziare in via sperimentale, con un inizio molto timido, e valutare poi all'esito di questo esperimento se il numero dei contagi aumenta o meno, ma siamo già sicuri e certi che il numero dei contagi non dipende e non può dipendere dall'attività di ristorazione. La manifestazione di oggi si inquadra in quella nazionale denominata Io Apro, in cui dalle 8 alle 23 verrà simulata l'erogazione dei servizi all'interno dei locali a solo scopo dimostrativo. In realtà nessuna attività economica verrà svolta. E anche a Reggio Calabria le proteste di commercianti, parrucchieri ed estetisti contro le chiusure. Manifestazione di protesta dei commercianti anche a Reggio Calabria, che insieme ai lavoratori del settore benessere hanno inscenato un sit-in per chiedere il sostegno delle istituzioni per le chiusure forzate a causa della pandemia e della zona rossa. In piazza anche i rappresentanti delle istituzioni territoriali per far sentire la loro vicinanza in un momento così delicato. Abbiamo assunto un impegno importante, come del resto comunque questa amministrazione è usuale fare, non solo nel stare a fianco a queste categorie che sono state fortemente penalizzate in questo ulteriore lockdown, ma poter cercare appunto delle soluzioni che possano nel brevissimo periodo permettere appunto una rapida ripresa. Noi come città metropolitana, come comune, siamo qui a rappresentare la nostra piena vicinanza istituzionale e ancor prima personale, perché prima di essere amministratori siamo cittadini, a queste che sono persone che stanno soffrendo. La nostra città in questo momento è in un momento di grande sofferenza dovuta alla pandemia, dovuta alle chiusure, che non può continuare assolutamente così. Siamo vicini ai lavoratori, il Comune farà quello che è nelle sue disponibilità e possibilità, come ha già fatto in passato, sospendendo quelle che erano la riscossione dei tributi senza ricevere alcun tipo di ristoro, soprattutto ad esempio sulla Tari, da parte del governo. Siamo dalla parte dei lavoratori e delle famiglie che non chiedono altro di poter lavorare nel rispetto delle regole e delle norme. Adesso la pagina sportiva, Gianluca Pasqua. Parliamo subito di Serie B, andiamo velocemente a vedere le immagini del Marulla, San Vito Marulla, dove il Cosenza ha affrontato in uno scontro che doveva essere uno scontro diretto la Cremonese, con Roberto Occhiuzzi che vara una formazione naturalmente senza gli infortunati Petrucci e Gerbo, e con davanti Trotta, Tremolada e Liozzi. Subito protagonista Tremolada, lanciato da Cone per Liozzi, che prova a segnare un rigore in movimento, bravissimo Carnesecchi ad opporsi, palla che finisce sul palo. Poi Valzania dall'altra parte impegna così Falcone, portieri protagonisti, alla fine la spunterà Carnesecchi che non subirà la rete. Ancora su Liozzi la parata di Carnesecchi, qui Liozzi ha orientato abbastanza centralmente il pallone e poi arriva lo stop di Gaetano in corsa di tacco, palla verso il centro, Strizzolo anticipa Tiritiello, gol dell'1-0 sul finire del primo tempo. Ci sarà una reazione immediata del Cosenza con Sciaudone col pallone che ha sorvolato la traversa. Rivediamo il gesto di Gaetano, l'ex enfant prodigio del Napoli, che riesce a stoppare in corsa. Poi attenzione, Tiritiello, l'uomo più pericoloso del Cosenza nel secondo tempo, prima questo colpo di testa con Carnesecchi che si supera, e quando invece Tiritiello riesce a superare Carnesecchi su questo calcio di punizione, poi il suo tapin che sembra vincente, c'è la traversa che respinge il pallone, anche sfortuna per il Cosenza con la traversa
piena, colpita da Tiritiello. Sul finire con Cosenza sbilanciato in avanti, c'è prima la conclusione di Baez e a proposito di ex anche Castagnetti si trova il pallone per il 2-0 e qui Falcone è bravo a deviare, poi Buà anticipa tutti, c'era un tentativo in spaccata di entrare in porta, sarebbe stato comunque un atteggiamento falloso quello dell'attaccante della Cremonese. 1-0 per la Cremonese, punteggio molto penalizzante per il Cosenza che adesso dovrà cercare di far punti il più possibile fra le due trasferte di Venezia e Pisa. Va meglio alla Regina che conquista un punto pesante a Cittadella, vediamo le immagini del tombolato, in vantaggio il Cittadella con Beretta, poi recupera la Regina con Bianchi, una Regina che ha giocato a viso aperto contro il Cittadella ed è riuscita a portare a casa un punto dopo i 3 conquistati a Venezia. Qui Montalto va giù, ci sono le proteste dell'attacco Amaranto. Protagonista dall'altra parte è Tajut in particolare, qui una parata da parte dell'estremo difensore veneto, partita abbastanza equilibrata, non spettacolare, ed ecco questa conclusione ben controllata di Tajut, che poi sarà protagonista nel vantaggio del Cittadella con questa fuga sulla sinistra. Gioca bene questa palla, la mette al centro, Beretta anticipa il suo controllore in area e mette in gol l'1-0. Poi grande occasione per la Regina, questa pallone che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno riesce a metterla dentro, ma poi c'era Situm, questo calcio di punizione, il colpo di testa di Cionek, reclamano un fuorigioco i difensori del Cittadella, va a segnare Bianchi, poi ancora Cittadella, ultima sfuriata invece per la Regina, prossime sfide entrambe casalinghe, Regina Vicenza e Regina Reggiana. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura positiva per le borse europee, mentre gli indici americani viaggiano poco distanti dalla parità dopo il record della seduta precedente. In giornata il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso l'aggiornamento del World Economic Outlook che stima una ripresa più rapida per l'economia globale rispetto alle precedenti stime. In particolare per il PIL mondiale è attesa una crescita del 6% nel 2021 e del 4,4% nel 2022, dopo il meno 3,3% del 2020. Per l'Italia è previsto un più 4,2% nel 2021 e un più 3,6% nel 2022, dopo il meno 8,9% del 2020. La disoccupazione attesa in Italia è pari al 10,3% nel 2021 e all'11,6% nel 2022. L'FMI ha segnalato che l'Eurozona ha accumulato un ritardo di circa 2 mesi rispetto agli USA, complici ritardi nelle campagne di vaccinazione, ma nel 2021 potrà beneficiare di molti aiuti per uscire dalla crisi. La Yellen ha proposto l'istituzione di una corporate tax armonizzata tra le maggiori economie, un'ipotesi che piace anche all'FMI e che dovrebbe essere discussa anche nel G20 finanziario a presidenza italiana in programma domani. In Europa il focus resta prevalentemente concentrato sulla lotta alla pandemia e alle campagne di vaccinazione, mentre il Regno Unito si prepara a riaprire gradualmente negozi e ristoranti a partire dal 12 aprile e a lanciare i test di massa con 2 tamponi rapidi e gratuiti a settimana per tutti i cittadini. Dall'agenda macro sono poi giunti i dati di febbraio sulla disoccupazione in Italia, il rialzo del 10,2% e nell'Eurozona stabile all'8,3%. Nonostante il clima incerto, il FTSE MIB di Milano chiude in progresso dello 0,2%, fanno meglio il CAC 40 di Parigi a più 0,5%, il DAX di Francoforte a più 0,7%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,8% e il FTSE 100 di Londra a più 1,3%. Oltreoceano variazioni contenute per il Dow Jones che perde lo 0,1%, per l'S&P 500 che guadagna lo 0,2%, mentre avanza il Nasdaq dello 0,5%.
Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,135 mentre il dollaro-yen viaggia a 109,8. Il rialzo il greggio con il Brent a più 2,2% a 63,5 dollari e il VTI a più 2,6% a 60,1 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia di 5 punti base a 101 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,7% dopo che il Tesoro ha affidato ad un pool di banche un mandato per un'emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 50 anni con scadenza 2072 e di una riapertura del BTP a 7 anni con scadenza il 15/03/2028. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap gli acquisti premiano Inuit a più 2,9%, bene anche Moncler a più 2,3%, Diasorin a più 2%, in calo invece Recordati a meno 1,5%, Eterna a meno 3,15% che secondo indiscrezioni potrebbe non essere inclusa nell'indice S&P Global Clean Energy. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ampie schiarite in attesa di un veloce peggioramento a carattere freddo. Una perturbazione pilotata da un profondo vortice depressionario scandinavo si dirigerà verso i Balcani, coinvolgendo i settori adriatici della nostra penisola e nella seconda parte di mercoledì anche la Calabria con un sensibile calo delle temperature. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino nuvolosità variabile con locali addensamenti sul Cosentino associati a piovaschi, soprattutto sull'area del Pollino e Valle dell'Esaro. Dal pomeriggio debole peggioramento a partire da nord, accompagnato da un calo delle temperature, con precipitazioni che risulteranno nevose al di sopra dei 400-500 metri su Sila Greca, settori orientali del Pollino e Alto Marchesato Crotonese, 600-700 metri sul resto del Cosentino interno, rimanenti aree del Crotonese e versanti ionici ed aree interne delle serre catanzaresi e vibonesi, oltre i 1200 metri su Aspromonte. Temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno da molto mosso a mosso in serata per venti moderati da maestrale. Sullo Ionio avremo venti nordorientali deboli sul settore cosentino con mare poco mosso, moderati su Crotonese con mare mosso, moderati da maestrale sui rimanenti settori ionici con mare da mosso a poco mosso sotto costa. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.